Spezza un filo la vita del giornalista trentino laureato a Verona e ferito nell'attentato di Strasburgo. Per i medici non è al momento operabile, intanto il livello dell'erta si alza in tutto il Veneto. 40enne residente nel veneziano condannato a 7 anni per aver più volte abusato della nipotina. La piccola aveva raccontato tutto a scuola. Timbrava il cartellino e usciva per proteste, i giudici gli danno ragione ritenendo il suo operato non una truffa ma uno sciopero. Protagonista della vicenda un 65enne addetto al museo di Portogruaro. Oggi la manifestazione nazionale di Confartigianato per chiedere al governo maggiori infrastrutture e misure per lo sviluppo, anche tanti imprenditori veneti. Scritte minacciose lasciate sul muro esterno del municipio di Casugana a Treviso stanotte. Il sindaco punta il dito contro i centri sociali, indaga la polizia. Ma domani sera alle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3. Ogni venerdì ripercorreremo i 40 anni della storia della nostra emittente con tanti ospiti e straordinarie immagini dal 78 ad oggi. A Conegliano il primo gattile stabile della marca nei murales all'esterno, i disegni di Linda Sant, portata via dalla leucemia a soli 15 anni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano ancora l'attentato terroristico di Strasburgo, perché rimangono gravissime le condizioni del giovane giornalista trentino Antonio Megalizzi, rimasto ferito dai colpi del terrorista, ancora in fuga. Intanto anche in Veneto si alza il livello ovviamente di attenzione dopo quanto accaduto. Sono ore d'angoscia per familiari e amici di Antonio Megalizzi. Il giovane reporter è rimasto gravemente ferito nell'attentato ai mercatini di Natale in pieno centro a Strasburgo. Un proiettile sparato da Sharif Shekat, il terrorista ancora in fuga, ha colpito il 28enne trentino alla testa. Inizialmente la ferita riportata non sembrava preoccupante, ma appena giunto in ospedale i medici si sono resi conto della gravità della situazione. Antonio lotta da 2 giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte. È in coma. I sanitari dicono che non sia possibile operare il giovane per estrarre il proiettile. Difficile sapere cosa accadrà, ma le speranze che il reporter italiano laureato a Verona possa farcela sembrano affievolirsi ora dopo ora. Quello che per Megalizzi doveva essere un viaggio di lavoro per seguire i lavori del Parlamento europeo si è trasformato in una tragedia. Lui insieme a 2 colleghe stava passeggiando per il centro della città francese quando all'improvviso si è scatenato l'inferno, gli spari e le urla. Antonio che cade a terra, le 2 amiche con lui sotto shock. Di nuovo l'Europa piomba nell'incubo terrorismo che torna a colpire all'improvviso in un mercatino di Natale come nel 2016 a Berlino, e torna la paura in vista dei tanti eventi in programma per le imminenti festività. Attenzione massima anche in Veneto, a Treviso già avviate da qualche giorno le misure di sicurezza. Già come dire, sono state messe in atto le pianificazioni che sono quelle che appunto ogni anno in questo periodo vengono evidentemente adeguate, ma che ripercorrono ormai lo schema usuale di far sì che queste riunioni di persone in gran numero nelle piazze principali avvenga, come dire, per quanto possibile al riparo di malintenzionati. Quindi c'era anche ovviamente la presenza del sindaco della polizia municipale, perché il loro apporto è importante, e quindi sono state un po', come dire, delineate quelle che sono diciamo così le misure che già da qualche giorno in realtà sono partite. Dunque si fa ancora una volta i conti con la paura proprio sotto le festività natalizie un po' in tutto il Veneto, e allora la voce delle persone, la voce dei cittadini veneti, questi che sentiamo a Vicenza. Siamo tutti un po' in ansia per questa cosa, perché il periodo è un periodo dove ci sono tantissime persone che frequentano negozi, mercatini, e quindi io dico che secondo me è molto alta l'ansia che c'è. Si risveglia ancora una volta con vittime e sangue negli occhi e nel cuore la città di Vicenza, scossa dalle notizie che arrivano da Strasburgo e dal nuovo attentato tra la folla di matrice islamica. Se la paura e la preoccupazione sono inevitabili, tanti confessano di non voler cedere a questo ricatto. Io non l'avverto questa paura, avverto più paura in altre situazioni che in questa del terrorismo per il momento. Bisogna evitare alcuni posti in questo momento, sì. I ragazzi però non stanno attenti a queste cose, loro vanno dove gli pare, fanno bene. Mai, perché cerco di essere sempre lontano io da certi eventi. Paura un po' c'è sempre stata, però qui in Italia mi sembra che sia meno sentita.
più all'estero, succede più spesso all'estero. Penso che si debba succedere qualcosa in qualsiasi posto tu sia, quando è il momento è questione di sfortuna di trovarti nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Non penso che si possa pensare di non muoversi più per questo motivo. Come sempre in questi casi che vanno a colpire i luoghi di grande affollamento del pubblico, e tristezza per le vittime, tristezza perché magari questi episodi poi vengono strumentalizzati. Ancora una volta la Francia nel mirino, sottolinea qualcuno. La Francia sta attraversando un periodo molto critico, Macron si vede che è proprio ai minimi termini, si aggiunge anche un po' di terrorismo, la Francia è un po' in ginocchio, però bisogna stare attenti, sì. La cronaca giudiziaria adesso ci porta a parlare di una terribile vicenda di violenze in ambito tra le mura domestiche e soprattutto purtroppo in famiglia. Ce la racconta in diretta telefonica per noi Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia con una storia tristissima, drammatica e di violenze, quella di uno zio che ha abusato della sua nipotina, zio che è stato condannato a 7 anni di carcere. Si tratta di un uomo di 40 anni che era finito a processo per i fatti che risalgono tra il 2013 e il 2014. La nipotina, la piccola, dopo il primo episodio, aveva fortunatamente nella disgrazia raccontato tutto alla mamma, che però non le aveva creduto. Le violenze quindi sono continuate con tanto di minacce. L'uomo infatti avrebbe pure intimidito la nipotina dicendole che le avrebbe fatto del male se avesse cercato di opporsi agli abusi. I fatti appunto risalgono a diversi anni fa, come già detto, e gli episodi contestati sono una quindicina e venivano nei momenti in cui lo zio e la nipotina si trovavano da soli in casa. Tutto è venuto alla luce quando la bimba ha denunciato lo zio rivelando le violenze allo psicologo della scuola, che quindi ha avvisato il dirigente scolastico e successivamente la famiglia. Il giudice quindi ha stabilito anche un risarcimento di 50.000 euro per la ragazzina, che adesso ha 14 anni, e di 10.000 euro per la madre. E da Venezia per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Parliamo adesso del batterio killer, l'incubo batterio killer. Il Tribunale per i diritti del malato di Padova ha ricevuto infatti 2 segnalazioni per sospette infezioni che in un caso hanno portato alla morte di un paziente, avvenute dopo interventi chirurgici al cuore. Soltanto pochi giorni fa, come sappiamo, la Procura aveva iniziato a indagare. C'è stato un batterio killer in cardiochirurgia? La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza ipotesi di reato, dopo il decesso di un paziente veronese operato al centro Gallucci nel 2014. Ma ora sono al lavoro anche gli avvocati del Tribunale per i diritti del malato. I legali da Ruos, Pastorello e Mursia stanno valutando 2 casi sospetti segnalati dai familiari di un uomo deceduto dopo un intervento al cuore e di un altro colpito da grave invalidità sempre dopo un'operazione in cardiochirurgia. Il decesso risale al 2015, vittima un 62enne di Montebelluna operato al centro Gallucci nel febbraio 2009, al quale era stata sostituita una valvola mitralica. L'intervento riuscì perfettamente, ma dopo 6 anni l'uomo patì per una polmonite che i medici, riferiscono i parenti, non sapevano come curare. E in pochi mesi l'infezione arrivò al cuore. Il secondo caso, segnalato al Tribunale dei diritti del malato, è quello di un pensionato 78enne di Padova, operato nel marzo 2017 per la sostituzione della valvola mitralica e la riparazione della tricuspide. Dopo un mese una radiografia rivelò la presenza di una bolla d'aria nel polmone. L'anziano di colpo perse peso, aveva sempre la febbre alta, faticava a camminare, continui ricoveri all'ospedale. Sembra ora che le valvole fossero state colpite da un'infezione. Sono solo casi sospetti, specificano dal Tribunale del Malato, in corso di verifica. Ne aspettiamo degli altri e siamo eventualmente pronti a una class action. Restiamo a Padova con la cronaca e l'arresto di un 50enne ritenuto colpevole di un fiorente traffico di stupefacenti nella Bassa Padovana.
È finito in manette con l'accusa di gestire un traffico di cocaina e di hashish con criteri definiti imprenditoriali dai carabinieri della stazione di Battaglia Terme. L'uomo, arrestato al termine di una laboriosa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, è un 52enne riconosciuto dagli investigatori quale vero e proprio punto di riferimento di una pletora di acquirenti della provincia di Padova, capace di gestire nel tempo un giro d'affari considerevole, fidelizzando i propri clienti e ricavando elevati guadagni attraverso una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. E adesso, per parlare di un caso davvero singolare, abbiamo raccontato tante volte anche nei nostri telegiornali con la cronaca dei cosiddetti furbetti del cartellino che timbravano e poi non lavoravano. In questo caso però, e parliamo di una dipendente del museo di Portogruaro, un addetto alla sicurezza, il suo timbrare e poi andarsene via è stato giudicato diversamente dai giudici, perché hanno detto si trattava di una forma di protesta, uno sciopero. Allora sentiamo il nostro Tommaso Stoppa che sta seguendo questa vicenda proprio per noi da Portogruaro. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove la Corte d'Appello ha assolto il dipendente di un museo di Portogruaro che era stato condannato in primo grado a 7 mesi e 10 giorni più 350 euro di multa per aver per ben 2 settimane di fila timbrato il cartellino per poi essersene tornato a casa. La motivazione di questa assoluzione, che a prima vista potrebbe apparire naturalmente abbastanza strana, è che non si trattava di un inganno, secondo i giudici del Tribunale, ma di una forma di protesta legittima da parte di questo dipendente 65enne residente a Portogruaro e già consigliere comunale a Montebelluna. Una forma di protesta perché lui riteneva di essere stato demansionato e quindi aveva annunciato che avrebbe smesso di andare al lavoro, o meglio che avrebbe attuato questa sorta di sciopero prolungato, presentandosi tutti i giorni a timbrare il cartellino per poi tornare a casa. Trattandosi appunto di una forma annunciata di protesta, non può naturalmente essere una truffa o un inganno, ciò di cui era stato accusato e in primo grado anche condannato. Questa è dunque la decisione dei giudici, destinata probabilmente a far discutere. Ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso a Milano con le immagini del ritrovo del vertice manifestazione da parte di Confartigianato, della Confartigianato Nazionale, che vediamo in queste immagini. Si è ritrovata oggi a Milano, si sta ritrovando per parlare dei problemi ovviamente legati anche alle manovre e alle misure del governo. Ci sono anche 400 imprenditori guidati da Confartigianato Veneto, guidati dal presidente Vendemiano Sartor, che si trovano a Milano e dicono: siamo il popolo del sì, non siamo per i no, non siamo contro il governo, ma chiediamo al governo delle misure per lo sviluppo e chiediamo soprattutto le infrastrutture, ovviamente dal Veneto in primo luogo la Pedemontana e poi la TAV. E una manifestazione dunque di cui questa sera vi daremo conto, sentendo quindi anche i veneti che si sono ritrovati a Milano proprio in queste ore, una manifestazione seguita anche da alcuni consiglieri regionali come Alessandra Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico, che sintetizza così in queste parole che vediamo fra pochissimo il perché ha accompagnato gli imprenditori. Sentiamola. Queste imprese vogliono dare un messaggio molto chiaro al governo giallo-verde. Queste imprese vogliono dire che le infrastrutture non si possono fermare. Non si può fermare la TAV, non si può fermare la Pedemontana, non si può fermare la Valdastico, non si può fermare un paese. L'Italia ha bisogno di infrastrutture per essere competitivo in Europa e nel mondo. Un altro messaggio molto chiaro è la contrarietà delle imprese al decreto dignità voluto da Di Maio e da Salvini, un decreto che secondo l'Istat ha già visto sfumare oltre 100.000 posti di lavoro. Le imprese non assumono più, le imprese non rinnovano più i contratti.
Tutto questo mentre ieri a Verona è stata presentata quella che sarà un'altra marcia, una marcia in cui si ritroveranno tantissimi imprenditori, è la marcia per sì alla TAV a Verona di sabato. L'evento di Verona sarà apolitico e apartitico. Per la prima volta negli ultimi 20 anni il Veneto vedrà imprese e sindacati uniti per un obiettivo comune, le infrastrutture. Per prima la TAV, ma anche Pedemontana, Verona Brennero, Brescia Padova. Il Comitato Veneto Sì TAV ha lanciato anche una raccolta di firme per il sostegno all'opera e alle altre infrastrutture venete. Obiettivo 50.000 firme. Anche il mondo agricolo, soprattutto Verona, che è un'importantissima piazza soprattutto per il vino, ha necessità che il nostro vino vada al di fuori dei nostri confini. Non possiamo pensare di fare tutto a chilometro zero e di berselo tutto quanto. Ma oltre per il vino poi abbiamo, è importante anche per il mondo dell'agriturismo, in cui le aziende agricole in questo momento è un elemento importante per il loro reddito, il fatto che vengono qua persone, queste qua vengono qua, mangiano, bevono, pernottano, sono tutti elementi che ci permettono appunto di fare economia e quindi siamo favorevoli a quest'opera. Auspichiamo che ci sia tutto il tessuto imprenditoriale, professionale del territorio veronese ma anche veneto, che si unisca su tematiche di questo genere, perché non possiamo rimanere divisi, non possiamo pensare di tentennare su scelte strategiche per il nostro futuro. La UIL di Verona quindi sta dentro questa manifestazione SITAV perché significa infrastrutture, significa posti di lavoro, significa non rimanere fuori dal sistema globale delle imprese. Credo quindi che la società civile, il mondo economico e il mondo della rappresentanza bene facciano ad essere presenti sabato 15 alle ore 10:30. Ancora di economia parliamo dando un'occhiata al sito del Corriere del Veneto. Stefanel sospeso il titolo in borsa. Borsa Italiana comunica che le azioni di Stefanel sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Il 6 dicembre, al termine di un CDA sull'esame del progetto di riorganizzazione aziendale del gruppo, Stefanel aveva comunicato che il board sarebbe stato convocato di nuovo per oggi al fine di analizzare alcuni approfondimenti richiesti al management e ai consulenti incaricati, nonché per assumere le conseguenti deliberazioni. Quindi in attesa di quanto deciso dal board, dal CDA, titolo sospeso per il gruppo storico, gruppo trevigiano. Adesso invece per parlare ancora a Treviso, ma di cronaca, o meglio di scritte minacciose apparse sul muro esterno del municipio di Cassugana e il sindaco che punta il dito contro i centri sociali. Guai a chi ci tocca. Eccola la frase apparsa stanotte sul muro esterno di Cassugana. Ignoti con lo spray nero hanno scritto queste poche parole, un messaggio indirizzato alla giunta di Mario Conte, ed è stato proprio il sindaco di Treviso a diffondere sulla sua pagina Facebook la notizia dell'atto vandalico con l'ironico post: sono arrivati gli auguri di buone feste da parte dei centri sociali. E secondo il sindaco, il consigliere comunale Davide Acampora, che rilancia l'immagine della scritta sul suo profilo social, l'azione sarebbe opera dei centri sociali cittadini che avrebbero lasciato sulla scritta anche la loro firma. Su quanto accaduto indaga ora la polizia locale di Treviso, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta con una notizia che arriva da Padova. Il titolare di una concessionaria d'auto di Padova si è visto infatti recapitare una multa di 1.715 euro per inquinamento luminoso. L'uomo aveva posizionato nel piazzale antistante il suo esercizio commerciale dei fari in modo scorretto, secondo chi lo ha sanzionato, perché impedivano di fatto di poter scrutare il cielo di notte. A diffondere questa notizia è stata l'associazione Veneto Stellato, che riunisce i gruppi astrofili della regione. La sanzione è scattata perché il concessionario non avrebbe tenuto conto dell'avvertimento degli ispettori dell'ARPAV che nel maggio scorso avevano rilevato questa infrazione, dando allo stesso imprenditore 90 giorni di tempo per mettersi in regola. Così non è stato e dunque è scattata la multa per inquinamento luminoso, insomma perché disturba le stelle nel cielo. Adesso per parlare della fusione dei comuni, domenica un referendum che coinvolge numerose amministrazioni
del Veneto per la fusione dei comuni, di alcuni comuni. Tutto questo anche nei due comuni trevigiani di Paderno e di Crespano. Vediamo. Con un voto favorevole a questa fusione noi garantiremo per i nostri figli e i nostri nipoti il futuro dei servizi ottimali che potranno sicuramente migliorare. Questo è il mio messaggio, il mio appello, il mio invito alle persone, di non avere paura di andare verso una fusione. Non è un salto nel buio, è una certezza. Non ha dubbi il sindaco di Paderno del Grappa Giovanni Bertoni, che attraverso il nostro microfono si rivolge direttamente ai suoi cittadini in vista dell'ormai prossimo referendum del 16 dicembre. Domenica saranno infatti chiamati alle urne anche i residenti dei due comuni della Pedemontana trevigiana, Paderno e Crespano, per esprimersi in merito alla fusione da cui dovrebbe sorgere Pieve del Grappa. Un voto molto importante, precisa la sindaca di Crespano, Annalisa Rampin, perché dice saranno tanti i vantaggi che arriveranno alle comunità. A proposito, nei due comuni è stato avviato un sondaggio telefonico per tastare il polso della gente. Una larga maggioranza si è detta comunque orientata per il sì, perché capisce che questo può essere una grande opportunità per il nostro territorio. Vogliamo sottolinearlo ancora una volta che non verrà tolto nulla ai singoli paesi. Assolutamente, anzi con i 10 milioni che arriveranno di trasferimenti in più al nostro territorio per i prossimi 10 anni è chiaro che possono essere utilizzati per creare tutta una serie di leve, una serie di investimenti da qui al futuro per poter garantire alle giovani coppie di poter restare qui, ai nostri figli, alle nostre attività, comunque di avere degli incentivi, degli sgravi fiscali, studieremo il modo. E parlando proprio di sgravi fiscali, voglio anche mandare un messaggio ai cittadini dicendo che se passerà il sì alla fusione, già dal prossimo anno tutte le aliquote dell'IMU e della Tasi andranno portate al valore più basso di uno dei due comuni. E adesso parliamo un po' di noi, parliamo un po' di Antenna 3, perché il 18 dicembre 1978 cominciava le sue trasmissioni. Antenna 3. Mancano pochi giorni dunque ai 40 anni della nostra storica emittente, e allora a pochi giorni da quel compleanno, da domani inizia davvero un appuntamento imperdibile per voi telespettatori. Da domani sera, ogni venerdì dalle 21:15, si chiama 40 come gli anni di Antenna 3, ed è una trasmissione che ripercorre proprio i 40 anni di Antenna 3. Il nostro Lucio Zanato, che avete visto anche in onda, ecco, se volete anche rimettere le immagini di quello che è il promo della trasmissione, il nostro Lucio Zanato ripercorrerà ogni venerdì sera con tanti ospiti e soprattutto tantissime straordinarie immagini d'epoca a partire da quel 1978, la nostra storia, che è anche la storia vostra, perché vi teniamo appunto compagnia da quella sera del 18 maggio 1978, quindi da non perdere ogni venerdì sera alle 21:15, 40, Antenna 3 40, una storia di tutti e tutti in una storia. Ne parleremo anche questa sera nel corso del nostro telegiornale e non solo. Adesso a Conegliano, perché i sogni e la fantasia di una ragazzina di 15 anni, purtroppo portata via dalla leucemia recentemente, rivivono in alcuni murales. Da Vinci, il genio, lui è Martino, è il gatto Serafico, la gattona più buona del mondo, Tinny, una perfetta compagna proprio di divano. Eccoli nella loro nuova casa, sono gli inquilini del Gattile di Conegliano, la prima struttura del genere in provincia di Treviso, aperta da pochi giorni e gestita dai volontari dell'EMPA, dopo un lungo peregrinare alla ricerca di un tetto stabile. Un rifugio particolare che ha voluto stabilire un legame speciale con la giovane Linda Sant, stroncata appena quindicenne dalla leucemia 2 mesi fa. Linda ha sempre amato gli animali in un modo quasi incontrollabile, faceva parte della sua natura, del suo modo di essere, e li ha sempre disegnati, ha sempre fatto quelli che lei chiamava lavoretti fin da piccola, con pongo, con qualunque cosa. E così i gatti di Linda, quella Linda regina dei lupi e dei draghi, come la chiamavano affettuosamente i compagni di classe, i gatti che lei amava e disegnava con una passione gratuita, incontenibile e contagiosa, sono stati riprodotti su questi murales all'ingresso del Gattile. In questo Gattile io vedo buona parte di mia figlia, non tutta perché era troppo grande, e soprattutto vedo quel suo modo di essere che vorrei diventasse contagioso
non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, perché tante volte noi adulti abbiamo paura di lasciare che i bambini entrino in contatto con gli animali, ma non è così, arriva solo del bene. Mia figlia stava male, stava malissimo, ma a casa ha sempre dormito abbracciata alla sua gatta, dal primo all'ultimo giorno, e per lei tornare a casa dall'ospedale voleva dire coccola nel lettone con i suoi gatti nel suo mondo. Un mondo che sopravvive e continua ad esercitare il suo positivo contagio, con donazioni e sostegno ai volontari del Gattile. I gatti di Linda sono i gatti di una bimba coraggiosa che nella malattia ha sempre avuto beneficio quando pensava ai propri animali, quando mi mandava le foto, quando era in una situazione dove pensava ancora agli altri invece che magari concentrarsi su se stessa. I gatti di Linda, e Linda è qui con Valentina, che conosce da tantissimo tempo, e so che continueranno a lavorare insieme. Ore 13 fra pochissimo per parlare di decreto dignità con Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, Luigino Tasinato, segretario generale Nidil Treviso, e Rossana Careddu, sempre di Nidil, quindi argomento importante. Oggi è il giorno in cui la CGIL risponde anche alle vostre domande. E poi questa sera 20:10, ve l'avevo detto prima, parleremo ancora della nuova trasmissione 40 che va in onda domani sera alle 21:15 sulla storia di Antena 3, e lo faremo ospitando il nostro Lucio Zanato, che sta compiendo e compie questo viaggio nella storia. Quindi parleremo proprio della nuova trasmissione di Antena 3 a 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Il ciclone di Santa Lucia porta maltempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà spiccatamente instabile su tutti i settori. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata avremo infatti piogge piuttosto diffuse ovunque. Qualche pausa più soleggiata solamente sul Veronese. Locali nevicate sui settori alpini anche a bassa quota. Temperature fredde e in calo, minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 1 e 4 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Molto nuvoloso ma più asciutto al mattino, col passare delle ore deciso peggioramento un po' ovunque, con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità e con pioggia mista a neve in pianura. Temperature in diminuzione con minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 4 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà instabile anche sulla nostra regione, con il cielo che risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con precipitazioni anche nevose sui settori meridionali, qualche pausa più asciutta invece sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.